Le mappe con il colore rossastro in dissolvenza sembrano ricalcare la distribuzione dell'inquinamento atmosferico, specie per quel che riguarda la pianura padana, solo che questa volta non si parla di PM10 o polveri sottili, ma di un agente altrettanto nocivo: l'odio sui social network. È la fotografia scattata da Vox, Osservatorio Italiano sui diritti, che ha pubblicato la 7ª edizione delle mappe dell'intolleranza, un'analisi su 629.151 tweet raccolti da gennaio a ottobre 2022, dei quali 583.067 sono negativi, commenti negativi sui social, su Twitter in questo caso, e sono il 93% circa. In questo caso il concetto di negativo indica un commento che è sinonimo di intolleranza e di odio, sacche di intolleranza che vanno dall'omofobia alla misoginia, dall'odio verso i migranti alla demonizzazione dell'Islam. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è giovedì 16 febbraio 2023, la prima notizia del giorno riguarda il lato oscuro del web. Scrive così Enrico Ferro sui quotidiani del gruppo Jedi di oggi, che pubblicano le mappe dell'intolleranza. Si vede la cartina dell'Italia ripetuta 4 volte con delle zone, delle macchie di rosso più o meno intenso. Allora abbiamo la mappa della xenofobia, dell'islamofobia, dell'antisemitismo e dell'omofobia. In tutte e 4 le cartine il nord-est risulta colorato in rosso, e quindi il titolo: islamici, ebrei, gay e stranieri, il nord-est che odia. Ecco la mappa. L'osservatorio Vox appunto ha analizzato 629.000 tweet. Il Veneto primeggia per xenofobia, islamofobia e omofobia. In questa particolare classifica nazionale i bersagli prediletti sono le donne, che vengono colpite nel 43,21% dei casi, seguite da persone con disabilità 33,95%, persone omosessuali 8,78%, migranti il 7%, ebrei 6,5% e islamici infine con lo 0,15% dei commenti. E poi c'è la classifica locale, quella che vede il Veneto primeggiare appunto nelle categorie della xenofobia, dell'islamofobia, dell'antisemitismo e dell'omofobia. Niente di nuovo per chi conosce la subcultura che permea molte aree delle province di Padova, Venezia, Treviso, Belluno, Verona, Vicenza e Rovigo, ma vedere per una volta mappati e radiografati i rigurgiti di odio che quotidianamente scorrono sulle bacheche Twitter fa un certo effetto. Una curiosità: nel corollario di offese tradizionali, accanto a quella riferita alle persone di colore, compare anche il termine crucco. Insomma, si tratta di parole, espressioni di stereotipi radicati nel tessuto sociale dei territori, secondo gli analisti di Vox, che poi spiegano: dopo anni di indifferenza o quasi da parte degli odiatori online, le persone omosessuali sono di nuovo prese di mira. Non accadeva dal 2016, un'inversione di tendenza che evidenzia un attacco ai diritti della persona. Ancora, l'odio contro gli ebrei, sempre secondo Vox, diminuisce, ma si radicalizza e si concentra nelle date simbolo come la giornata della memoria. Esplode anche in occasione delle aggressioni contro gli ebrei in alcune città e si lega alle manifestazioni antisemite internazionali come in Germania. L'incisività dei tweet negativi rappresenta un quadro di elevata radicalizzazione di alcuni soggetti. È l'analisi che confermano specifiche visioni e si sostengono vicendevolmente. I media come si collocano in questo scenario, sempre secondo gli esperti, permangono attori attivi nel processo di polarizzazione, con la loro possibilità di orientare la lettura di eventi e fenomeni sociali, indirizzando quindi l'opinione pubblica che utilizza i social network. Quali sono le soluzioni da utilizzare? Sanzioni e divieti risulterebbero meramente simbolici. In questi casi è invece opportuno agire con altri strumenti, azioni di sensibilizzazione ed educazione che coinvolgano non solo il tema specifico dell'odio online, ma anche l'educazione digitale e ai diritti, a partire dal principio di uguaglianza e della dignità dei singoli. Questo per quanto riguarda la mappa dell'intolleranza online.
Voltiamo pagina e proseguiamo con la rassegna stampa di oggi. Si parla di sanità e di liste d'attesa. Quelle post-Covid sono state recuperate per l'83%, l'ha dichiarato ieri in conferenza stampa l'assessora regionale alla sanità Manuela Lanzarin, anche se ha detto le prescrizioni nel 2022 stanno aumentando, le prescrizioni volano, scrive il giornale di Vicenza di oggi. Sono state ridotte le 450.000 prestazioni che erano rimaste in sospeso, appunto recuperate l'83%, ma in questo 33% 53.000 prestazioni in realtà non sono state erogate, ma il recupero, lo smaltimento della lista d'attesa è stato dovuto alle rinunce, quindi delle 450.000 prestazioni rimaste in sospeso durante il Covid, 53.000 sono state depennate perché i pazienti cittadini che avevano bisogno di questa prestazione hanno rinunciato, si sono rivolti altrove o insomma comunque non hanno più ottenuto la prestazione per la quale erano in lista d'attesa. Con le nuove richieste che appunto hanno visto un vero e proprio boom nel 2022, adesso ci sono altre 150.000 e più da appunto affrontare. Il Veneto attende altri 40 milioni di euro dallo Stato per il nuovo piano di smaltimento delle liste d'attesa. Insomma, è sempre una rincorsa a queste liste d'attesa che non si riescono a azzerare. Le specialità più intasate, secondo la stessa assessora, sono radiologia, oculistica e ortopedia. La notizia anche sui quotidiani del gruppo GEDI: prestazioni in attesa, smaltito l'83%, ne restano 170.000, attendiamo altri 40 milioni di euro dallo Stato per approntare un nuovo piano, dice l'assessora. Corrono le prescrizioni da 24,7 milioni del 2019 a 28,4 milioni del 2022. C'è poi il dettaglio: per le varie tipologie di prestazioni, i ricoveri ospedalieri sono stati recuperati per il 77%, di cui drop out però attenzione del 21%, vuol dire pazienti che appunto non sono stati operati ma sono stati depennati dalle liste d'attesa per altri motivi, quindi solo il 56% è stato poi effettivamente operato. Ancora nella specialistica ambulatoriale, recuperate con prestazioni eseguite o prenotate l'84%, un dropout del 16%, quindi in totale recupero di liste d'attesa dichiarato del 90% per la specialistica ambulatoriale. La chirurgia ambulatoriale, 77% i pazienti operati, sempre si parla sul totale dell'arretrato, 12% di dropout, pazienti ancora in lista 10%, e qui non si capisce come, ma è dichiarato un recupero della lista d'attesa della chirurgia ambulatoriale complessivo del 100%. Misteri della statistica forse, o in ogni caso così è la tabella pubblicata sui quotidiani del gruppo GEDI. Lo screening oncologico ancora, prestazioni effettuate il 68% su quelle arretrate, rimodulate il 29%, queste possono essere rimodulate per vari motivi, prestazioni ancora da erogare il 3% e quindi un recupero dichiarato del 97% delle liste d'attesa per gli screening oncologici. Dopo la leggera frenata quindi dell'attività di screening, così ha detto l'assessora, è cresciuto poi il numero delle diagnosi di tumore. Ancora la notizia sul Gazzettino: liste d'attesa post-Covid, ce ne sono appunto ancora 150.000 adesso da recuperare. Fra erogazioni e cancellazioni sono stati smaltiti il 77% dei ricoveri, il 97% dello screening. Sempre si fa riferimento ai 40 milioni di euro che sono attesi dal governo per appunto smaltire le nuove liste d'attesa. I fondi saranno utilizzati per pagare turni aggiuntivi di medici e infermieri, contratti a termine e ricorso anche al privato accreditato. I volumi sono tornati
ai livelli del 2019, nel 2022 quasi 250.000 degenze e 16 milioni di attività specialistiche. Secondo Giovanni Leoni, il presidente dell'Ordine dei Medici di Venezia, il boom di impegnative è colpa del virus, ma anche di prescrizioni inappropriate. I tempi sono indicati dalle società scientifiche, però cozzano con la carenza di spazi e personale. Sono 4,8 milioni le prestazioni fornite tra l'altro dal privato al pubblico. Questi un po' i dati pubblicati sul Gazzettino, che poi dedica anche un'ulteriore pagina a le prestazioni più richieste, ad esempio 2 anni per la cataratta, le segnalazioni sui tempi di erogazione. Naturalmente in libera professione si fa molto prima, soffrono oculistica, ortopedia e radiologia, rispettate le priorità per la chemioterapia invece. Quindi questi i nodi della sanità in Veneto. Una legge nazionale impone tempi certi pagando soltanto il ticket, ma la regione sottolinea che mancano ancora i decreti attuativi per questa legge, quindi insomma attualmente i tempi di attesa sono questi. Secondo poi quanto dichiarato dalla regione, i tempi di attesa per le varie prestazioni sono comunque rispettati con percentuali sempre superiori all'80%, si aggirano attorno al 90%, anche in alcuni casi al 100%, e non si capisce però questo dato come diciamo trovi riscontro poi nell'esperienza quotidiana di chi, appunto, come scrive il Gazzettino, deve aspettare 2 anni per ottenere un appuntamento per la cataratta. Questo è soltanto un esempio, ma tornando sulle pagine quotidiane del gruppo Gedi abbiamo la risposta e l'analisi del movimento per la difesa della sanità pubblica e anche del Covesap, con il portavoce veneziano, appunto, Salvatore Liard, che è anche componente del tavolo di monitoraggio delle liste d'attesa. È una narrazione perfetta, dice, quella della regione, che sorprende e soprattutto che stride con i racconti di chi la sanità vive tutti i giorni. Quindi il concetto è molto semplice: ritardi e liste di galleggiamento spingono i pazienti verso i privati. Le classi di priorità vengono rispettate nell'82% dei casi per le visite di ortopedia e sempre per le chemioterapie, però appunto c'è il problema delle liste di galleggiamento oltre che dei ritardi. Secondo Liard le cifre non andrebbero soltanto proiettate su uno schermo, andrebbero lette. Penso ai racconti di pazienti esasperati per le lunghe attese al telefono per parlare con gli operatori del CUP, delle sospensioni ancora più estenuanti per ottenere l'appuntamento per una prestazione a cui si avrebbe diritto. Ci sono codici di prenotazioni per i quali il privato convenzionato ha ormai superato il pubblico. Le branche in cui le visite a pagamento godono di un certo successo sono sempre le stesse: oculistica, neurologia, ortopedia, queste su tutte. E qui in queste branche le prestazioni fornite dal privato accreditato hanno già superato come mole quelle erogate dagli ospedali pubblici. E sicuramente i comportamenti tenuti da alcune ULS spingono i cittadini verso il privato. Prosegue Liard, che proprio ieri mattina si trovava a Cavallino Treporti, nel Veneto orientale, insieme a una rappresentanza di pazienti, chiedendo la possibilità per i cittadini di quel territorio di accedere ai servizi sanitari erogati dall'ULS 3. Insomma, la battaglia per la difesa della sanità pubblica non si ferma, con anche un'informazione utile da parte di Liard. Una cosa che non si dice è che quando nel pubblico a un cittadino viene negata una prestazione a cui avrebbe diritto entro certi termini, il cittadino ha sempre la possibilità di chiedere una prestazione intramoenia, quindi in regime privato ma all'interno della struttura pubblica, pagando lo stesso ticket, appunto, del servizio sanitario regionale in questo caso. Qualora non fosse possibile, anche rivolgendosi al privato, chiedendo poi un rimborso. Insomma, i tempi, il pubblico deve sempre garantire i tempi di prestazione, se non è possibile nell'attività ordinaria, appunto, del pubblico o nell'attività intramoenia, oppure anche rimborsando la prestazione fatta nel privato. Invece cosa succede? Centinaia di visite non solo non vengono programmate entro i termini previsti dalle prescrizioni, ma finiscono nelle cosiddette liste di galleggiamento, elenchi senza una data di scadenza, limbo delle prestazioni sanitarie. Insomma, chissà se prima o poi
la regione risponderà anche su questo. Intanto l'ultima notizia di oggi, una notizia flash che leggiamo sul Gazzettino di oggi, è il mistero, se vogliamo, dei pesci morti nei canali di Venezia. Sulle cause ci sono soltanto delle ipotesi. La situazione a volte si era già verificata per i cefali, forse legata alle temperature molto rigide dei primi giorni, dei primi di febbraio. Anche la bassa marea e la scarsità di ossigeno potrebbero aver contribuito a questa moria appunto di pesci. Gli esperti in ogni caso escludono l'allarme ambientale. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto, a tutte e tutti voi una buona giornata.